così abbiamo anche ricordato questa vecchia canzone di Gianni Celeste. Pronto, chi abbiamo in linea? Gianni Procida. Allora, Gianni Procida, ascolta. Intanto questa canzone è originale di Gianni Procida. Non è assolutamente vero, mi spiace dover dire questa cosa, ma non è vero, perché Giuseppe Castiglia, che conosce tra l'altro Gianni Celeste, mi ha detto che è una canzone sua originale, si intitola Daniela. Non è vero, non sì, è non è vero. vero, ma che Non non è è vero. ma che non è vero, Mariuoli. ma che Mariuoli, è verissimo invece, Guarda guarda. la canzone. Ma che cosa? Ma guardi, lei è convinto ogni volta che la gente le ruba le canzoni. Assolutamente no. Quella che ha cantato l'altra volta era di Claudio Baglioni, quella tua maglietta fine, eccetera eccetera, che lei ha taroccato in una maniera veramente ignobile, guardi, sulla quale... Seguite Gianni Procida. Sì, Tutti vabbè. i fans di Gianni Procida sono invitati al grande concerto di Gianni Procida, Sì. che si terrà non sappiamo quando, ve lo faremo sapere. Ma che cosa? Mi sa che qui il Mariuolo è lei, guardi. perché- Intanto cercate il nuovo CD di Gianni Procida. Ma dove? Presso tutti i marocchini della vostra Ma città. che cosa? Ma guardi che è un'attività Abbiamo abusiva. capito qual è il problema della falsificazione dei dischi. E qual è il problema? Li facciamo direttamente noi. Senta, Li ascolta. facciamo direttamente falsi. È un'attività illegale, capito? Non ha importazione. Ma lei la paga la SIAE? No. Ma non è, guardi, non è una cosa che non si può fare comunque. Ah no? Mm. Non lo so. Ma i distributori. Non lo sapevo. I distributori dei suoi dischi chi sono, scusi? Uno si chiama Mohamed. Ma no, è autorizzato. L'altro si chiama Calef. Ma ce l'ha il permesso di soggiorno? Di che? Ce l'ha il permesso di soggiorno? Non lo sai. Ottieno permesso di soggiorno, Mohamed. Non ottieni. Ma lei è veramente un imbroglione, un mariuolo. Continua a stampare, continua a Ma stampare. che continui a stampare? Oh, ma la smetta, noi siamo una radio e noi paghiamo la SIAE, siamo, cioè, voglio dire, facciamo dei sacrifici per poter portare avanti questa situazione. Lei arriva qua, io stampo i CD, li faccio vendere a Mohamed. E faccio sentire l'ultima canzone ma di che Gianni cosa? Procida, Ma è che ancora cosa? un brovino, Ma che ancora cosa? un brovino. Ma che cosa? La smetta, ma per favore. È Per stato solo un caso. Ma che cosa? È una fatalità. Ma guardi che questa canzone già esiste. Che ho aperto la tua stanza. Ma guardi che esiste. Obici stava là. Ascolti, lei non ha inventato un fico secco. Mi ascolti, non si fida di quello che dico. Connesso nella Sì. pagina. Ma connesso a cosa? Che tieni su Facebook. È pazzo. Una conversazione. Sì. Un certo Ciro Turk. Ma che cosa? Ma che canzone è? È una canzone di tradimenti. Ma la smetta, guardi, la smetta. Poi non metta in mezzo queste cose, Facebook, cose. Ma che dice? Ma insomma. Ma non sta la canzone mia. La canzone La sua, canzone famosa mia. quella che lei dice essere la sua, ma che in realtà non è la sua. Ma sta È scherzando? una canzone mia, l'ho scritta io. Ascolti, lei sta dicendo Gianni Procida International. assolutamente no, guardi, lei sta dicendo una bugia grossa quanto una casa, perché so che la canzone a cui si riferisce lei probabilmente è una canzone che appartiene a un gruppo che noi suoniamo tantissimo, ed è il gruppo che è sicuramente tra quelli del momento, cioè la canzone dei Modà. Lei conosce i Modà? Che sta dicendo? Sì, vabbè, che sta dicendo? Voglio. Ma che voglio? La canzone è la mia. Ma che cosa dice? Lei è Sempre buono ritornello. lei sì, è sì. assolutamente impazzito, guardi. Questa è una canzone di Cosa? Gianni Procida. Ma che cosa? La canzone dei Modà. Ma vuole smettere? Anche perché sta cosa mi sta creando dei problemi. Hanno copiato la canzone. Ma che copiato? C'è gente che alla mia collega Antonella richiede la canzone di Gianni Procida addirittura. Ha visto che come dico io? Ma no, ma perché lei sta plagiando veramente tanta gente. Io Ma non per ho plagiato a ma per nessuno. favore, ma Questa è la canzone mia. ma la smetta, La notte. ma la smetta. Assolutamente no, guardi, è un gruppo, tra l'altro è anche prodotto da un nostro caro amico catanese, quindi insomma posso anche portare testimoni in studio che lei sta dicendo veramente una fregnaccia. Mi scusi. Ma che cosa? La notte pensa sempre a te. Ma che fa? Ma che dice? La notte voglio sulla Ma te. che voglio sulla tu te? mi manchi, sai. Mi manchi sai cosa? Una canzone di Gianni Procida. Ma non è una canzone per tutti i miei fans. Ma che cosa? Voglio salutare i fans del gruppo Gianni Procida nel mondo. Ma che, quando vai? Cioè, ma guardi, che fa? Fai tour lei lungo tutto il mondo? Ma che fa?
seguite Jenny Procida nel mondo. Ma come fa? Ma che cosa? Ma come si sposta lei? Cercate Jenny Procida. Che cosa? L'unico vero originale Sì. Jenny Procida. Guardi che lei sta dicendo una serie di sciocchezze e tra le altre cose sta utilizzando questa bella canzone veramente. Questa canzone è la mia. Ma non merita questo trattamento e non merita queste calunnie. La smetta per favore. Questa è una canzone Jenny Ma che Procida. cosa ancora? In the world. In the world. Sì, in the world. Nel mondo. Ma che mondo? Nelle mondo. Ma lei è sempre conosciuta a Camporotondo, altro che mondo. La smetta. Ma che cosa? La notte Sì, vabbè. piensa sempre a te. Ma nessuno le ha chiesto di cantare però, Vabbè. La notte Sì. voglio Sulla te. Tu mi manchi? Manchi, sai. Sì, vabbè, la so anch'io ormai. La sanno tutti, vabbè. Allora lei mi sta rovinando la carriera, mi sta creando dei problemi al lavoro e tra le altre cose io non vorrei ritrovarmi la radio piena di abusivi che vogliono sto disco per poterlo rivendere, anche perché non esiste. Cercate un disco Sì, e Jenny cercate un Procida disco. nei marocchini Sì. della vostra città. Ma la vuole Arrivederci. smettere. La saluto, buona giornata e la smetta di fare queste truffe, soprattutto di sfruttare il buon nome e la buona musica degli altri, come in questo caso i grandi Modà!